Ed eccoci qua, amici telespettatori, si ritorna naturalmente nella rubrica dei cuori solitari. Indovinate questa sera chi ho trovato qui a Trapani ed esattamente al Bar Tucana, al nostro centro di smistamento per cuori solitari. Ciao! Nino. Chi? Nino. Nino, si chiama Nino naturalmente, voi sicuramente lo conoscete perché ha fatto praticamente un annuncio diverso tempo fa qui da noi nella rubrica dei cuori solitari, vero Nino? Sì. Hai trovato l'anima gemella, no? No. Certo, se sei qui stasera vuol dire che non l'hai trovato. Allora Nino, per le telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no, esatto? Sì. Tu sei di Trapani. Sì. Quanti anni hai? 30. 30 anni, Nino, 30 anni da Trapani. Lavori Nino? Sì. Che lavoro fai? Il muratore. Fai il muratore, per cui è bello sistemato. Il mezzo di trasporto ce l'hai, puoi camminare, sì. Il motorino. Il motorino, quindi volendo la tua anima gemella la puoi trasportare col motorino, la porti in giro per la città. Sì. Con sto freddo, insomma, vi divertite ancora di Certo. più. Giusto? Va bene. Che lavoro fai? Hai detto il muratore. Muratore. Da quanto tempo? Da 15 giorni. Da 15 giorni. Mentre prima che lavoro facevi? Tutte cose facevo, macellaio. Cioè facevi un misto di lavori misto, praticamente. un misto. Ti adattavi. Ora tu, caro Nino, sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Che genere di donna sei interessato a trovare? 30 anni. 30. Ti interessa una donna di 30 anni. Come aspetto fisico, vai guardando l'aspetto fisico tu della donna? Sì. E come ti interessa? Guardando la telecamera? Sì. 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 Come ti interessa di aspetto fisico? Come deve essere? Bella, bella. Sì, ma dico, capelli, occhi. Neri, neri. Capelli neri. Occhi? Castani. Occhi castani. Capelli neri. Occhi castani, capelli li vuoi lunghi? Sì. La vuoi alta, bassa? Alta. Alta, bella alta. La vuoi slanciata, muscolosa, bella robustina? Come la No, vuoi? robustina no. No, la vuoi bella in linea. In linea. Cioè deve essere praticamente una bella ragazza, Una anche bella da ragazza. guardare. Abbiamo detto l'età ti interessa 30 anni, partiamo da una base, essendo che tu hai 30 anni, partiamo non lo so, da una base di 25 per arrivare fino a 25. A 32. 32, dai 25 fino a 32, se viene una da 35 a 40 non l'accetti? Pure la città. Pure l'accetti, è giusto, perché Sì. a tempo di fame si prende tutto, certo. giusto? Per cui automaticamente, cioè l'importante è che ti possa piacere a colpo d'occhio. Sì. Che cos'è che ti attira in una donna a te? Tutto. Tipo, elencami qualcosa. Allora. Andiamo. Mosquitare. Vabbè, comunque deve essere donna. Donna. Cioè, se è una donna praticamente ti attira. Sì. Giusto Nino? Sì. Allora, amiche telespettatrici, avete conosciuto Nino? Lo avete rivisto in televisione perché già l'avete visto la prima volta un anno fa circa, mi pare, giusto? Sì, Eravamo sì, a Rione sì. Palme, ti ho intervistato, ti ricordi? Sì. 30 anni da Trapani che va cercando la sua ragazza ideale, la sua anima gemella. Lui cerca una donna dai 25 fino ai 35 anni, anche 40, non ha importanza, basta che sia naturalmente Certo. di sesso femminile. Certo. Lui è interessato, si vuole sistemare e vuole mettere su famiglia, giusto Nino? Ti piacciono i figli, i bambini? Tutto, Ti piace tutto. procreare? Naturalmente. Ha un bel lavoro per cui non gli manca niente, è naturalmente munito di mezzo di trasporto, ha un bellissimo motorino che marca è? Sì. Sì, è un motorino sì, per cui automaticamente la telespettatrice che lo sceglierà sarà, diciamo, portata a spasso da lui, giusto? Antonino? Giusto. Va bene. Cosa possiamo dire alle telespettatrici praticamente che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Fai un videomessaggio rivolto a loro che in questo momento ti stanno guardando. Ciao. Telefonatemi. Perfetto, coinciso e bello chiaro. Amiche telespettatrici, vi ricordo, Antonino è qui, 30 anni, la va cercando dai 25 fino ai 40. Telefonateci. Telefonategli perché lui è in cerca dell'anima gemella ed è qua, è disposto a tutto. Basta che è di sesso femminile, lui se la prende. Dico bene? Sì. Perfetto. Per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta, naturalmente in compagnia di... Nino. Ciao ciao. Ciao. Oh yeah!